Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qua, Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania. Ciao. È stata brutta questa settimana. Sì, è un po' triste. Un po' triste. Sì, d'altronde dispiace perché era il nostro simbolo, il nostro capo, e quindi infatti la casualità, e noi volevo rendere noto ai nostri ascoltatori che le puntate le studiamo prima, contattiamo prima i nostri ospiti, e la casualità ha voluto che abbiamo il segretario provinciale di Varese, e francamente, se voi siete d'accordo, vorrei dedicare la puntata al nostro Umberto Bossi. Perfetto, va benissimo. Allora, prendo di nuovo la situazione e lascio, il numero di telefono dove contattarci. Ricordate che le linee sono sempre aperte, sia telefono sia WhatsApp, per i vostri messaggi. Il numero di telefono è il seguente: 0229947222. Per quanto riguarda i messaggi WhatsApp, 340 670 9659. Oh, c'è di là la Natalia che mi sta applaudendo, mi ha dato già 10, speriamo che me lo ricordo, sai, con l'andare degli anni, sai, magari prossimamente. Beh, hai passato l'esame, direi. Ho passato l'esame, mi sono dimenticato di salutare Natalia, e lascio a te la presentazione dei nostri ospiti qua presenti. Io presento Giorgio, il mio preferito, che è Andrea Cassani. Presenta Giorgio. Vabbè, abbiamo qua il segretario della sezione di Gallarate, Giorgio Caielli. Sì. Benvenuti in questa trasmissione un po' triste, ma cerchiamo di superarla. Purtroppo il nostro fondatore e nient'altro. Allora, Andrea Cassani, che è segretario Lega Salvini della provincia di Varese, nonché sindaco di Gallarate. Sì, prima di passare un attimo la palla ad Andrea Cassani, volevo dare 2 informazioni per quanto riguarda Gallarate, perché non tutti sanno dov'è Gallarate nella nostra Italia. Gallarate in pratica è a 23 chilometri da Varese, ha circa 53.000 abitanti. Le origini di Gallarate sono celtiche gallica. Il nome deriva dai Galli, Cal, aria, terra di ghiaia. Diciamo che Gallarate ha avuto un periodo medievale, era un punto strategico perché subì anche un parziale smantellamento delle proprie mura, perché lì vi era una guerra tra il Barbarossa, famosissimo Barbarossa, e Milano, tra virgolette. Verso l'Ottocento fu un polo tessile. Oggi Gallarate conserva la sua doppia identità medievale ed industriale. Cosa c'è di bello da vedere a Gallarate? Innanzitutto c'è il Museo Maga, arte contemporanea, e la chiesa di San Pietro. E qua veniamo al punto magari migliore di tante persone: la cucina. La cucina è una cucina, si può dire, umile, una cucina contadina, quindi le tradizioni sono la cassola, il risotto e i brusciti. E invece come dolce abbiamo una specie di amaretto, che poi ci spiegherà il signore Andrea in che cosa consiste. Per il resto, 2 domande prima di che sono state scritte qua sul mia agenda. Perché Gallarate viene denominata la piccola Atene della provincia di Varese, e poi perché città dei 2 galli? A te.
Allora, grazie Marco, grazie Stefania per l'invito, è un piacere essere qui da voi in trasmissione. Come ricordavi tu Stefania, purtroppo siamo qui a pochi giorni dopo il saluto del nostro capo Umberto Bossi, persona che ha dato tanto, soprattutto alla provincia di Varese, perché possiamo dire che grazie a lui, al di là insomma delle battaglie politiche che come Lega abbiamo visto, Varese è tornata ad essere diciamo una provincia importante, uno scacchiere nazionale e questo grazie soprattutto alla sua presenza. Bossi era di casa Gallarati, io ricordo una campagna elettorale del 2011, quella che non vincemmo, ma insomma facemmo una battaglia soli contro tutti, arrivammo a pochi voti dal ballottaggio con Giovanna Bianchi candidata a sindaco e Bossi, siccome era lui che aveva deciso di andare da soli, era sempre con me, con Giorgio, insomma con Giovanna a far campagna elettorale sul territorio e devo dire che insomma i tanti bei ricordi di quella campagna elettorale ce li portiamo dentro come i tanti ricordi insomma del nostro capo. Questa voce stentoria nonostante la malattia, insomma questa presenza che incuteva quasi timore e reverenza, ma era davvero una persona lungimirante che anche negli ultimi periodi, insomma, le ultime uscite pubbliche, le ultime cene a cui ho assistito, ho raccontato anche, a qualche altro collega giornalista, insomma di una cena in cui siamo entrati in questo ristorante, il capo era lì, insomma, sulla sedia all'ingresso con sopra una coperta che fumava il sigaro e sembrava quasi spento. A metà serata, anzi direi che verso la fine della serata, gli han dato il microfono in mano per fare un saluto, ha parlato per 45 minuti con una lucidità che fa invidia a molti di noi e quindi, insomma, questo dimostra che anche quando il corpo, del capo, insomma, non reggeva, la testa era ben lucida e lungimirante e tant'è che, le sue parole nel corso di questi 40 anni sembrano ancora molto attuali. Venendo poi alla nostra Gallarate, Gallarate sì, è una città la terza città, più numerosa, più popolosa della provincia di Varese, dopo Busto e Varese. E perché la chiamiamo oddio, perché viene chiamata città dei 2 galli? In realtà hai detto perfettamente, ci sono un po' di contese sull'origine del nome, qualcuno dice che era la città dei galli, ma più probabilmente deriva appunto dalla ghiaia perché avevamo questo corso d'acqua, l'Arno, che passa in centro alla città, che portava tutta la ghiaia proprio a ridosso di dove c'è il municipio e tutta questa ghiaia, insomma è quella che darebbe, insomma, il nome alla nostra città. I 2 galli è un simbolo riconducibile alla famiglia dei Gallarati, che viveva nel borgo di Gallarate già dal 1400, che è stata presa poi come simbolo della nostra città. Quindi il logo, il simbolo dei 2 galli pare essere di questa famiglia che, già dal 1400 popolava il borgo di Gallarate. Per quanto riguarda invece la Piccola Atene perché? Perché Gallarate, pur essendo una città di 53.000 abitanti, è una città che investe molto, non dico spende, investe molto sulla cultura. Non solo grazie a me in questi ultimi 10 anni, ma anche prima. A Gallarate ci sono 4 teatri, abbiamo 2 musei molto importanti, uno l'hai citato tu che è il Museo Maga, l'altro è, gli Studi Patri, che anche quello diciamo è un custode un po' della nostra tradizione, delle nostre radici, di quella che è un po' la storia civica della nostra città. E, abbiamo poi anche un conservatorio, di musica classica, statizzato da qualche anno, siamo riusciti a farlo statizzarlo e siamo una forse delle 2 o 3 città in Italia a non essere capoluogo di provincia, ma ad avere un conservatorio. Quindi, devo dire che gli investimenti in cultura sono una parte importante del nostro bilancio e forse anche un po' perché storicamente Gallarati non ha mai lesinato nell'investire in cultura che, insomma, gli viene appioppato questo, direi anche carino e simpatico epiteto di Piccola Atene. Oh, è bello quanto tu stai dicendo, soprattutto la parte cultura, cioè le tradizioni che vengono raccolte e tramandate nei libri, tramandate in tutto per non far morire quello che è la nostra storia che è di tua nonna, di tua bisnonna, dei tuoi avi ed è una cosa molto bella. Lo sento spesso nelle persone che si siedono lì dove siete seduti voi, parlare soprattutto del territorio, parlare delle tradizioni. Poi andiamo anche sul godereccio per quanto riguarda il cibo, però è tutto cibo che proviene dalla contadini, il cibo povero di una volta. Ed è bello avere ancora queste, che per la Lega ce lo insegna, tenere queste nostre tradizioni e continuare sulle tradizioni che sono state i nostri padri, dei nostri fondatori della città. Ecco, mi ero dimenticato di dirti i bruscitti. Allora, i bruscitti si fanno Sì. anche a Gallarate, però non vorrei che arrivasse qualche bustocco
siccome abbiamo poi parlato adesso oggi poi c'è arrivata la notizia che Manuela Maffioli, già vice sindaco di Busto, entrerà, a sostituire, Umberto Bossi, alla Camera. Ecco, parlando di Bustocchi, i Bruscitti sono una tradizione bustocca, lì c'è anche il certamente, magistero dei Bruscitti, è quindi stato fondato, ti interrogo, 1975. questo non lo so perché Non io eri ancora nato. sono nato a Busto nell'83, ma diciamo non ho Vabbè. mai vissuto a Busto Arsizio, dal mai dire mai, insomma. No, d'altronde, settimana scorsa avevamo qua Vincenzo Marra, che lo saluto, e abbiamo parlato appunto di questo della cultura dei Brusciti che seguono le tradizioni, e le tradizioni sono belle seguirle. È ovvio che cambia il tempo, però ricordiamoci il passato, perché il passato va sempre portato con noi. No, no, ma insomma a Gallarate abbiamo gli amaretti, come ricordavi tu, che sono una tradizione insomma, abbastanza recente insomma su Gallarate, ma tutte le pasticcerie cittadine propongono questa specie di pasta di Sì, sì, mandorle un po' amara. Sono un po' diverse tra loro, però diciamo li ho assaggiati, son la buoni. base è più o meno la stessa, adesso da un annetto sono anche, marchio Deco, quindi Eh beh, insomma è tutta roba sicuramente buona che si mangia, cioè sono assolutamente. cose che vengono tramandate anche queste. Guarda, avevamo qua in passate trasmissioni i bergamaschi. Sai che lì a Casoncelli c'è la tradizione bergamasca e bresciana, e ci hanno spiegato le differenze che sono composte la materia per arrivare a questo casoncello. Però è Sì, tutta roba buona che si mangia, cioè. certo. Io aggiungo un'altra cosa. Allora, faccio i complimenti all'amica Manuela Maffioli e stimo tantissimo per l'impegno che ci ha messo in questi anni a gestire come assessore il comune di Busto Arsizio. Quindi le faccio i complimenti e le auguro veramente buona fortuna. E seconda cosa, io da vicina di casa più o meno faccio notare anche la, concorrenza tra Busto e Gallarate, per le ville storiche che da una parte e dall'altra sono meravigliose, da Villa Bossi a Villa Mauri, se non erro. Maino, ecco, Sì, no, sono tante ville. tante ville bellissime. Sì, sì. Beh, insomma. Beh, veniamo a parlare della sezione, la sezione, e qui Abbiamo qui il nostro segretario di abbiamo sezione qua il Giorgio nostro Caielli e diamo a lui la Allora parola. Giorgio, in quanti siete? Come siete Allora, strutturati? partiamo un attimino per quanto riguarda il discorso Lega puro, nel senso di organizzazione all'interno del nostro territorio. La nostra sezione è una sezione che ormai c'è ovviamente da tantissimi anni e ormai la frequento già ormai da più di 20 anni. Questa sezione in questo momento conta 25 militanti e un buon numero di sostenitori. Lavora assolutamente in modo tranquillo, non ci sono dissidi al nostro interno. La cosa importante è capire da dove partiamo, perché noi abbiamo cominciato ormai una ventina di anni fa e eravamo in una fase abbastanza tranquilla, poi dopo ci sono state una serie di problemi con i nostri alleati e a qui era arrivato il punto in cui anch'io mi voglio associare al ricordo di Umberto Bossi, perché è stato un grandissimo e è stato veramente un maestro di vita e un maestro di politica, ci ha lasciato molti insegnamenti. E ve lo ricordo appunto nel 2011, quando dovremmo affrontare la campagna elettorale, e lì ci chiese appunto di andare da soli, eravamo soli contro tutti, e in quell'occasione ci ha dimostrato veramente vicinanza ed è venuto tantissime volte proprio sul territorio di Gallarate. Per cui, partendo da da quel momento in cui siamo poi finiti all'opposizione, e lì c'è stata una crescita fortissima dei nostri militanti, perché quando si è in opposizione c'è già la voglia di fare, diciamo, di fare tanta attività che è extracomunale, perché l'attività amministrativa è importantissima, però quando non si è in amministrazione è chiaro che l'attività c'è un pezzo che è amministrativo, che veniva gestito dagli enti locali, con l'analisi delle varie delibere, di tutti i vari pronunciamenti che vengono fatti all'interno dell'amministrazione, ma c'è anche una componente politica molto forte. Noi abbiamo fatto tantissime battaglie che poi sono state portate avanti anche ovviamente dal nostro sindaco Andrea Cassani, quali ovviamente la prima, la battaglia contro i Sinti. Noi abbiamo un insediamento dove
voglio dire, io nel 2006, quando ero assessore alla sicurezza, ero riuscito a fare uno sgombro di un campo Sinti, ma ce n'era ancora un altro e lì abbiamo dovuto aspettare Andrea per riuscire a sgomberarlo. Quando poi siamo riusciti, oltre a questo fatto, parlavamo prima di tradizioni della città. Noi quello che abbiamo fatto, e secondo me questo è un punto veramente importante della sezione di Gallarate, che siamo riusciti a far inserire nello statuto della città il rispetto e, diciamo, le radici cristiane della nostra città, perché adesso quello che sta avvenendo in questi giorni è chiaro che lo porta come tema di fortissima attualità. Noi abbiamo sempre avuto un'attenzione molto forte su questo argomento, poi magari ci torniamo e ne parliamo più diffusamente, però il fatto diciamo, di fare una battaglia per le nostre tradizioni cristiane è sempre stato un qualcosa di importante. Il no alla moschea per noi era una cosa fondamentale. L'abbiamo scritto nel nostro programma elettorale e finora siamo riusciti a rispettarlo. Giorgio, a me piace di quello che tu hai appena accennato, il discorso della sezione dentro fra di noi, perché mi sembra anche nella mia sezione che ogni tanto ci prendiamo un po' a parole, ci gridiamo perché qualcuno la vede in una determinata maniera, l'altro no, però alla fine si esce tutti uniti. Cioè, e questo, attenzione, non è solo la sezione mia, ma sento anche altre persone sono state qua parlare che si esce uniti sulle cose da fare, si esce uniti su tutto il movimento che la Lega ci insegna. Cioè, è ovvio che ci sono magari chi lo vede in una determinata maniera un tema, però alla fine ci si confronta, non si fanno parolacce, non ci si insulta, ma si esce fuori con un'unica strada. Ma a dire la sostanza è sostanzialmente quella che è poi un insegnamento che ci ha lasciato Umberto, è quello che sostanzialmente è una famiglia, cioè noi ci troviamo, siamo tutte persone di, voglio dire, ciascuno con le proprie esperienze professionali, con le proprie esperienze di vita, che però quando ci troviamo in un contesto diciamo di amicizia e di poi è chiaro che anche in una famiglia a volte si litiga, ci sono ovviamente a volte si creano delle amicizie, delle correnti e cose di questo genere, però poi la cosa che rimane all'interno e soprattutto una volta c'era una visione molto molto unita e molto forte anche a livello di direttive che arrivavano dal nostro segretario federale. Adesso la situazione ovviamente, i tempi cambiano, sono cambiate le modalità di far politica, il contesto è ovviamente con l'innovazione tecnologica e soprattutto con l'avvento dei social c'è stato ovviamente uno stravolgimento per quanto riguardava le campagne elettorali, ma anche il modo di far politica. E in ultimo aggiungo io, nel momento in cui noi poi abbiamo vinto le elezioni nel 2016 e poi rivinte nel 2021, è chiaro che poi molte persone sono andate in amministrazione, a partire dal sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali, e quindi si è creato, diciamo, un allargamento per quello che era proprio portando l'esperienza accumulata negli anni prima, portandolo in questo contesto. Certo, perché io ti dico un'altra cosa, a me piacciono moltissimo i gazebi, te lo dico chiaramente, perché il gazebo è il punto d'incontro con la popolazione, col territorio, perché i social tu puoi scrivere, giustamente servono anche loro, perché siamo nel 2026, servono queste cose qua, però a me piace moltissimo vedere in faccia la persona, discutere senza insultarci, senza niente, però cercare di portare le persone a far vedere quello che la Lega sta facendo, quello che la Lega propone. Poi è ovvio, ritorno al solito discorso, se tu dici A, io dico B, saremo qua 365 giorni a discutere, però non facciamo niente. Io chiedo una cosa, no, stavi dicendo te No, stavo qualcosa. dicendo che io invece trovo molto interessante il podcast di Andrea, Caffè Scorretto, perché comunque, non tutti hanno la possibilità di andare a Gallarate, però il suo podcast, i suoi, interventi, sui vari social fanno riflettere e toccano vari temi. Il gazebo è molto importante perché è un contatto diretto con il cittadino, con la persona che vuole interagire con il politico, e qui si parla di una grande e bella città
e ricordo che comunque anche la provincia di Varese ha infrastrutture molto importanti come Malpensa, che è entrata anche in un dibattito, diciamo così, regionale. Però ripeto, i social sono importanti e se condotti in una maniera, io sono una fan di Andrea perché lo seguo, e se condotti in una maniera trasparente, in una maniera chiara, avvicinano anche i ragazzi che non vengono ai gazebo, ma alla realtà della Lega. Sì, perché io posso aggiungere un'altra cosa, Andrea, li seguo anch'io i tuoi cose che tu fai su Facebook e via dicendo. Tu li metti nella posizione che tu sei il sindaco e sei l'amministratore di tutti, anche se ci sono gente che non la vede come te, però tu in quel momento rappresenti quello che puoi dire e lo dici chiaramente. Poi ci possiamo contestare, fare tutto quello che vuoi, però sono equilibrati senza nessun eccesso di leghismo o di altre. Forse non hai visto l'ultimo video che ho postato. Non No, lo vabbè, so. ma adesso, al di là delle battute, no, sicuramente i social sono importanti. Io devo dire, qualche settimana fa ho ricevuto una notifica da Facebook, era 10 anni che avevo aperto la pagina perché l'ho aperta nella campagna elettorale delle amministrative del 2016. Ultimamente devo dire che sono più su Instagram, però poi alla fine anche Facebook funziona. Nell'ultimo anno, oltre ai contenuti, diciamo quelli più local su Gallarate, ho iniziato a fare anche contenuti un pochettino politici più ad ampio raggio, ma devo dire che comunque tengo sempre ben presente, sono sindaco di Gallarate, quindi bisogna dar risposte anche ai cittadini. Il Caffè Scorretto è un appuntamento settimanale in cui chi vuole farmi delle domande me le fa avere e tento di rispondere in maniera abbastanza, diciamo, puntuale ai vari temi che vengono sottoposti. Poi un altro contenuto che a me piace molto, ma devo dire poi magari i ritorni in termini di like, di engagement non sono alti come magari per altri video, è quello cosa abbiamo in cantiere. Ogni primo del mese esce un video in cui io vado in tutti i vari cantieri e dico cosa stiamo facendo, cosa non stiamo facendo. A Gallarate negli ultimi 5 anni abbiamo portato a casa, oltre 48, 49 milioni di euro di finanziamenti da Europa, regione, PNRR, soprattutto da regione. E quindi sono molti i cantieri che abbiamo in essere. E mi piace far vedere un po', insomma, anche le risorse dei cittadini, come vengono spese e come lo stato di avanzamento dei lavori. E quindi sicuramente i gazebo, come dicevi tu Marco, sono importanti per un contatto con la cittadinanza. Anche se devo dirti che ultimamente poi mi sembra che lo strumento del gazebo funzioni meno rispetto a una volta. Probabilmente il fatto che la gente riesce ad avere le informazioni direttamente sul cellulare, in tempo reale da parte dei politici, della stampa e del resto, viene anche forse un po' meno quello che era insomma uno scopo di andare al gazebo, ma non dico 50 anni fa, ma basta Certo. 15 anni fa per farsi dare il volantino, farsi spiegare tutto. Adesso se uno apre Facebook trova 25 spiegazioni del referendum, magari meno attendibili, magari più attendibili, però magari non ha la necessità di andare al gazebo a prendere il volantino della Lega per sapere quello che dice la Lega e quindi quello viene un po' meno. Il gazebo forse, sulle campagne, quelle destinate alle elezioni amministrative, è un pochettino più interessante perché le tematiche di livello locale non vengono magari sviscerate sui social nazionali, sui media nazionali e quindi magari la gente si informa, vuole documentarsi, vuole capire. Però insomma noi siamo la Lega, Bossi ci ha insegnato a fare i gazebo, e quindi è giusto continuare a farle e dare un significato a questi gazebo, ben sapendo che poi spesso e volentieri, un po' dato il periodo storico, un po' dato magari la situazione in questo momento del nostro movimento, un po' date anche magari alcuni periodi dell'anno in cui vengono fatti i gazebo, ecco c'è molto freddo ai gazebo perché si sta veramente uno vicino all'altro per riscaldarsi, ma insomma siccome siamo militanti, dobbiamo militare, dobbiamo garantire la nostra L'abbiamo presenza fatto anche sotto ai la gazebo. neve, anche sotto la Neve, neve. pioggia, vento, con gazebo che volano e si distruggono, ma gli ultimi che ci ha fornito la Lega Lombarda, anzi forse federale, sono bellissimi, quindi robusti e resistenti anche alle peggiori condizioni Ma atmosferiche. diciamo che l'ultimo l'ho attrezzato bene perché sembrava che doveva venire giù l'ira di Dio. L'ultimo è stato lì anche a trovarmi, che lo saluto, il check, con sopra hai presente quando dipingi casa tua che metti per sporcare meno perché altrimenti la moglie dopo ti massacra, Certo. sopra pioveva però ci ha tenuti lì sotto. Però
se posso tornare, su una questione che abbiam discusso prima, Manuela Maffioli entrerà alla Camera, però non abbiamo comunque ringraziato Matteo Bianchi. Matteo Bianchi Sì, era il primo dei non eletti e, ha scelto insomma di abdicare, di non subentrare a Umberto Bossi per il termine di questa legislatura, lasciando così spazio a Manuela Maffioli. In un periodo storico in cui insomma penso che sia difficile trovare qualcuno che rinuncia a un ruolo, figuratevi a un ruolo di parlamentare per 1 anno, insomma io credo che, sicuramente un ringraziamento, un applauso a Matteo Bianchi per questa sua decisione vada comunque fatto. eh beh, buono dai. Matteo è un bravo ragazzo, Tra dai. l'altro volevo dire un piccolo ricordo. Portai un'amica, ad una serata informativa, forse a Magenta, adesso non ricordo, come relatore c'era Matteo Bianchi. Affascinò talmente tanto questa mia amica che fece subito la tessera della Lega, perché dice: "Se gli amministratori della Lega sono così, tanto di cappello, io faccio subito la tessera". Beh, Stefania, io mi ricordo di te che ne hai portato un'altra che è di tendenze opposte della nostra, sai quando è stato fatto con l'Alessandra Bustarsizio? Mh. E anche questa persona è stata affascinata dalle varie associazioni, del vario modo che la Lega gestisce le cose, pur provenendo da un altro tipo No, dico di più, la nonna era la portabandiera del Partito Comunista cioè e quindi diciamo che i nostri amministratori, i nostri onorevoli, i nostri ministri sono veramente in grado di coinvolgere tutte le, persone anche di, movimenti e del diversi. parlare anche semplice, che lo capiscono tutti. L'Alessandra lo conosci, l'Alessandra Locatelli, il Sì. ministro, cioè ha portato lì delle esperienze. Insomma, è stato un bell'incontro quello che è stato Beh, fatto. Andrea era Ma c'era anche lui, era No, anche te presente, Andrea. eravamo lì. E niente, siamo quasi vicini alla pausa, mancano 3 minuti alla pausa, la prima sai, è la prima volta che abbiamo 1 ora, di conseguenza, in altro periodo a quest'ora ci alzavamo, salutavamo perché c'era la Natalia che vi faceva stringi con il pugno e via dicendo. Vorrei parlare di un'altra cosa come Lega, i giovani a Gallarate dentro nella Lega come sono, perché anche noi, cioè come sezione, io son di Rescaldina, giovani si vedono poco e poi dimmi tu i giovani a Gallarate cosa stanno combinando? Allora, i giovani tendenzialmente non frequentano le sezioni, è difficile che lo fanno, perché normalmente, quello che era una volta il Movimento Giovani Padani, adesso trasformato nel Movimento Lega Giovani, si trovano diciamo in altri contesti, in altre modalità, perché questa fu diciamo un'intuizione di Umberto Bossi quando capì che per avvicinare i giovani farli entrare direttamente in una sezione dove magari c'era, come dicevo prima, magari internamente ci sono delle discussioni anche forti su certi argomenti, magari i giovani non capivano bene, questi aspetti e magari si allontanavano. E allora era meglio tenerli separati in qualche maniera per, presentargli delle cose in maniera più semplice, più facile, avvicinarli in maniera più, diciamo, più tranquilla e farli conoscere fra di loro. Tant'è che poi alla fine i giovani si sono strutturati e sono diventati un movimento, diciamo, rilevante e importante all'interno di quello che è il tessuto dei militanti della Lega e hanno dato il loro contributo in tutti i vari settori. Ovviamente poi Sì, perché anche di giovani, cioè adesso se ritorniamo nel tempo dietro, sono là in Parlamento tanti di quei giovani. E Cioè sì, io ero nei giovani, però appunto. vabbè dai, sei Dicia sindaco, diciamo che quelli che erano nei giovani sono rimasti sempre nei giovani e quindi anche se ormai l'età ha ah raggiunto beh delle certo, cifre certo. importanti, si sentono sempre dei giovani. Forever young, Sì. nota canzone. esatto, esatto. Beh, mi ricordo che quando c'era come coordinatore federale tal Grimoldi, che non è ovviamente il nostro Paolo. Marco, ma Paolo, insomma l'età in cui si poteva stare nei giovani era fintanto che insomma Paolo rimaneva a condurre il Eh, movimento giovanile e quindi si è allungata. Però devo dire no, tanti degli amministratori che ci sono, adesso in Parlamento, in regione, eccetera, sono amici che son cresciuti nell'MGP di una volta. sì. Beh, E posso dire che, insomma, anche per celebrare Bossi, insomma, il giorno in cui è venuto a mancare, settimana scorsa,
in tanti abbiamo voluto fare degli striscioni che abbiamo appeso anche fuori dalla sede di Varese, su Corso Europa Varese, firmandoci come Movimento Giovani Padani, insomma, che ci appartiene di più rispetto a Giovani Leghisti, che è un pochettino più nuovo, ma in cui non abbiamo mai frequentato, diciamo, attivamente, perché eravamo già invecchiati nel frattempo, intanto che sono arrivati i Giovani Leghisti. Il cuore batte sempre, per l'amor di Dio, e però le idee rimangono sempre le stesse. Devo dire che, insomma, questa dicotomia giovani, Lega, esiste, però, insomma, quando poi si entra nelle sezioni, quando si arriva dei ruoli, insomma, forse le cose si capiscono meglio. Capisco anche chi non ha mai fatto parte dell'MGP o dei giovani, che magari vede i giovani in una maniera un pochettino diversa, con un pochettino più di diffidenza. Ci sta, io stesso magari tanti anni fa, siccome ho frequentato prima i giovani della sezione, ero visto magari come il giovane che arriva in sezione, cosa vuole questo. Però insomma poi alla fine si collabora tutti quanti per uno stesso obiettivo. E tornando anche al discorso di Giorgio, sicuramente il fatto di essere in amministrazione con diverse persone, perché poi la giunta di Gallarate è formata, oltre che dal sottoscritto, da 3 assessori della Lega, 1 di Fratelli d'Italia, 1 di Forza Italia e 2 della mia lista civica. Quindi insomma diciamo che abbiamo un'ampia maggioranza. Oltre a questo un po' di consiglieri presenti in commissione, quindi devo dire che spesso e volentieri poi l'attività dell'amministrazione comunale ce la facciamo in comune tutti i giorni, ed è anche magari un po' difficile tener botta con la sede. Questo ho sentito anche altri colleghi, è un po' così dappertutto. Insomma, magari come proposito per l'ultimo anno, Giorgio, mi impegno anche io, oltre a tutti i colleghi di giunta, a essere un pochettino più proattivi, anche per, insomma, coltivare la sezione in questo ultimo anno prima delle elezioni, perché Parlamento passa. Siamo arrivati alla fine. Dopo te lo spiego. Andiamo in pausa e poi ricominciamo da qui, dai giovani. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Non ho visto nessuno andare incontro a un calcio in faccia, con la tua calma e indifferenza sembra quasi che ti piaccia. Camminare nella pioggia ti fa sentire più importante, perché stare male è più nobile per te. Ricordati che c'è differenza tra l'amore e il pianto. Fatti un regalo almeno ogni tanto e poi, se puoi, fai finta che è normale non riuscire a stare più con me. Cerca un modo per difenderti, una ragione per pensare a te. La vita può cambiare in un momento, mi fa paura, e anche se il pavimento del paradiso sei per me, fai finta che è normale
non riuscire a stare più con me. Niente, abbiamo fatto la pausa, siamo qua ancora e stavamo parlando in questa pausetta che abbiamo fatto con Andrea e con Giorgio su altri problemi che possono esserci nelle varie sezioni. Abbiamo discusso il problema dei giovani, ma io chiedo anche un'altra cosa. A Gallarate i giovani hanno dei centri di aggregazione? Perché una volta, tra virgolette, io parlo dei miei tempi, cioè siamo al 15-18 più o meno, via dicendo, gli oratori erano i centri di aggregazione dove ci si trovava, dove ci trovavamo lì, il classico posto sui sagrato della chiesa, stavamo lì, parlavamo, cioè andiamo al cinema, andiamo a vedere in discoteca, e tutte queste cose qua. Com'è la situazione lì nel tuo comune? Allora, devo dire che sicuramente gli oratori non son più forse quelli di una volta perché, insomma, so che anche i preti, monsignore aprono un po' meno gli oratori e tanti si lamentano che magari non possono andare a giocare all'oratorio. Noi abbiamo investito molto, diciamo nel centro culturale IC, quello dove si trova il MAGA, il museo che avete nominato prima anche voi, e quello è uno spazio pensato per i giovani, ma diciamo che anche gli interventi che abbiamo fatto, quello di portare la biblioteca lì, sono motivati dal fatto che già i giovani si trovavano in quella zona lì, si trovavano nel museo perché c'era wifi, c'era l'aria condizionata, era un posto moderno e quindi abbiamo scelto di fare questo intervento nel 2021 che ha portato degli spazi moderni, bellissimi, una biblioteca e tanti giovani si trovano lì a preparare gli esami, a studiare d'estate, quindi è sicuramente un luogo di ritrovo, ma diciamo non per giocare a pallone o altro. Qualcuno va negli oratori, però insomma ci sono anche tanti che magari vanno nei parchi e trovan diretto lì. E questi sono i ragazzi buoni. Noi, da qualche anno facciamo anche questo bando a inizio settembre, Sport per tutti. Siccome le associazioni, quelle che, partecipano con il comune al centro avviamento allo sport, mettono a disposizione degli abbonamenti gratuiti annuali, noi a chi non se lo può permettere regaliamo degli abbonamenti grazie alle associazioni sportive, per far sì che i ragazzi pratichino sport nelle nostre associazioni culturali. Chiaro è che poi a Gallarate 2, 3 anni fa è balzata agli onori della cronaca per una rissa che non riguardava No. specificatamente cittadini ragazzi ragazzi di Gallarate, neanche italiani se vogliamo dirla tutta, ma gente che si trova da fuori, da Malnate, da Cassano, Giocavano a ping pong, mi son sembra venuti lì a che fare hanno una fatto rissa, qualcosa. eccetera. Questo vabbè, diciamo ai margini del centro e poi insomma 2 estati fa c'eran delle popolazioni, diciamo, non esattamente autoctone che, nelle serate del venerdì e del sabato nella piazza Garibaldi, insomma quella un po' centrale per chi la conosce un po' la nostra città, si lanciavano, facevano le sassaiole con delle bottiglie di vetro, ecco. Questo ha creato una serie di problemi, di allarmi sociali, anche perché veramente questi ragazzi, soprattutto magrebini di seconda generazione, non hanno rispetto di nulla e di nessuno. Diciamo che ci ho messo un po' del mio per coinvolgere prefettura, questura e ringrazio ancora il nostro Nicola Molteni che da sottosegretario all'interno ci ha dato una mano, siam riusciti a portare la Celere a Gallarate, insomma per badare a questi 15, sedicenni di origine marocchina, algerina e quant'altro che hanno preso Gallarate per, un souk probabilmente di Marrakech. L'estate scorsa ho fatto anche un'ordinanza contro gli assembramenti, insomma, che contestata un po' dal nostro prefetto, però, d'altro canto io penso che se noi facciamo gli amministratori normalmente, ci, limitiamo a fare, il buon sindaco di paese, non basta. Io credo che dai sindaci della Lega ci si aspetti anche che si osi qualche volta e si provi ad andare anche magari contro al prefetto o provando a tirare la legge proprio agli estremi, pur di far sì che la situazione della propria città possa Certo. migliorare. E quindi devo dire che le ultime 2 estati sono state un po' migliori rispetto anzi, decisamente migliori rispetto a quella del 2023 che è stata abbastanza piena di maranza in giro per il centro di Gallarate. Abbiamo Purtroppo noi una abbiamo telefonata, abbiamo una vedi, è il telefonata. prefetto che m'ha È il sentito. prefetto, non lo so, vediamo chi è, se è il prefetto o meno. Pronto? Pronto? No, non sono il prefetto. Ciao Mariangela. Sono Mariangela, il mio segretario Marco Grimoldi mi ha subito riconosciuta. Ci mancherebbe, fai parte del direttivo, ci sentiamo spesso per i problemi che ci sono e di conseguenza sai com'è. Chiamo per un saluto, vabbè, innanzitutto alla trasmissione che
seguo con affetto, alla radio, a voi presenti, in particolare però consentitemi a Giorgio. Con Giorgio abbiamo una conoscenza, era il 2013. Gastronomica, mi sembra, qualcosa del genere. Ho fatto fatica a ricordarmelo, però sono andata a rivedere qualche cosa. Questo ricordo con Giorgio, che è lì con voi e che saluto e che abbraccio con tanto affetto, mi sollecita un pensiero, più che una domanda, un pensiero sul rilievo che ha la scuola di formazione per noi della Lega. Noi con Giorgio ci siamo conosciuti in un evento molto importante, un corso, la scuola federale di alta formazione, fatta in quegli anni. Vabbè, è stato un percorso molto lungo, molto interessante, molto stimolante. Però al di là di questa esperienza, anche la scuola provinciale di formazione politica, che è nella nostra tradizione e che noi come Lega non abbiamo mai trascurato, mi sembra che sia uno dei tanti momenti da ricordare insieme ai gazebo, insieme ad altre cose che fanno parte della nostra cultura e della nostra vocazione, da ricordare come un elemento che ci distingue e ci prepara, nel senso che nella mia esperienza politica noi siamo proprio abituati, quando affrontiamo un problema, non solo ad affrontarlo con i nostri valori e con i nostri ideali, ma anche a studiarlo così come si presenta e così come si è manifestato, e per questo ci vuole molta preparazione. Per cui una delle cose che forse possiamo ricordare anche più spesso e offrire ai giovani che si avvicinano è questo, quella della formazione, perché è una parte importante e perché poi fa rete, fa storia, fa gruppo, crea legami che poi si mantengono nel tempo. Io e Giorgio poi abbiamo preso due strade diverse, non ci siamo più incrociati, però penso che oggi si potrebbe riprendere il discorso laddove l'avevamo lasciato, perché queste amicizie che abbiamo dentro il nostro movimento, dentro la nostra famiglia, la nostra grande famiglia, rimangono nel tempo. E quindi niente, questo vi volevo condividere con voi questo ricordo, questo pensiero che unisco al saluto di Giorgio e a tutti voi. Grazie. Grazie a te Mariangela, adesso ti lascio rispondere a Giorgio. Sì, grazie Mariangela, ti ringrazio e ti saluto ovviamente. È un bel ricordo. In effetti abbiamo fatto questa scuola di formazione che non era assolutamente un qualcosa di semplice, perché alla fine c'erano i docenti, erano quelli della Sdabocconi. Abbiamo fatto quasi un anno dove ci trovavamo tutti i sabati in aula per tutta la giornata a fare formazione di altissimo livello. Ricordo che nelle nostre classi c'era Rixi, c'era Morelli, c'erano tantissimi personaggi che poi hanno avuto un percorso importante anche all'interno del movimento. Quello della scuola di formazione sicuramente è uno degli elementi che anche in passato è sempre stato valutato, è sempre stato tenuto in fortissima considerazione dalla Lega anche tanti anni fa. Si sono evoluti i tempi, sono evolute le modalità, e quello che vediamo in questo periodo, adesso poi sentiremo magari anche a livello provinciale, a livello regionale quello che viene fatto, però io vedo che anche all'interno di quello che ormai viene portato avanti sull'online, quindi con la possibilità di fare anche dei corsi online, molte volte vengono create una serie di classi. Però torno a confermare quello che dicevi, che anche il fatto di conoscersi, il fatto di frequentare certi ambienti, certe situazioni, crea legami che poi durano nel tempo e che poi semplificano le relazioni quando poi dopo si hanno degli incarichi oppure si hanno delle posizioni di natura amministrativa. È vero che c'è la scuola, quella federale, che viene fatta tutti gli anni, però forse un qualcosa di più vicino ai nostri militanti a livello regionale o a livello provinciale potrebbe essere utile. Sì, il provinciale, per esempio il nostro, noi siamo il Ticino, ha organizzato questi corsi di formazione, come dici te, dove arrivano persone preparate, persone che occupano una certa
una certa cattedra occupano certi posti e parlano soprattutto di quello che dici te. È ovvio che via telefono, via internet e via dicendo, non hai il contatto umano con le altre persone. È ovvio che anche il provinciale, quando ci sono le riunioni, ci si trova lì e ci si trova sempre. È come Pontida. Pontida, te lo dico in maniera assurda, tu vai lì una volta all'anno, arrivi lì e sembri di conoscere tutte le persone anche se non ti vedi da 1 anno, ti sei sentito quelle 2, 3 volte. È quello spirito che c'è a Pontida, come ci deve essere nella Lega, e c'è nella Lega questo spirito. A te Stefania. No, io volevo soltanto aggiungere che i nostri ragazzi, i nostri amministratori non sono comunque amministratori improvvisati, ma sono ragazzi che si formano dal basso per poi, chi ha la capacità e, la giusta grinta, la giusta preparazione, ha la possibilità di approdare verso, come si può dire, ruoli un attimino più ampi, perché comunque, non si imbarcano tutte le, non so come spiegare, le persone comunque, non si mettono le persone nei posti dove non è opportuno che ci siano. Ci si forma e poi si fa politica. Sì, tu devi essere preparato, Non devi so se è studiare chiaro. per Sì, poter sì, ho infatti. capito, è lo scopo anche della nostra trasmissione che stiamo portando avanti, cioè tu devi essere preparato, devi sapere l'argomento. È ovvio che se parliamo del Milan e dell'Inter, vabbè, puoi sparare, siamo al bar, però il bar va bene in un certo contesto, in altri posti, insomma, non è discorsi da bar, e quindi tu devi avere un'istruzione, devi sapere la materia di cui stai trattando. Guarda, c'era qua l'altra volta sia Marra sia l'altro di Cassano, mi sfugge il nome, che anche lì in comune si mettono a leggere tutte le cose, virgolettine contro virgolettine, perché la frase cambia. E insomma, è sempre un lavoro che tu porti avanti, rinunci anche ad altre cose, famiglia e via dicendo. Questo è. Beh, sì, poi E tu sei no, sindaco, posso no, allora immaginare. sicuramente una scuola formazione politica come quella che cui parlava Mariangela con Giorgio nel 2013, era una scuola importante. Noi come, sezione provinciale organizziamo, delle scuole politiche, ma diciamo dal contenuto più basso, insomma insegnare a chi si affaccia, a chi vuole candidarsi ai consigli comunali, a chi è appena entrato, che cos'è un bilancio comunale, che cosa sono le interrogazioni, cosa sono le mozioni, insomma le nozioni base, e qualche infarinatura generica su poi quelle che sono le competenze dei nostri comuni. È chiaro poi che chi entra in amministrazione lì, insomma si trova a dover necessariamente imparare e in fretta ad amministrare e a fare maggioranza e opposizione. E devo dire che è più impegnativo, ma probabilmente dà anche più soddisfazioni forse per alcuni fare opposizione che essere un consigliere di maggioranza, perché poi vabbè, fare sindaco, essere in giunta, dà sicuramente soddisfazioni, ma essere consigliere di maggioranza, insomma, è sicuramente bello perché sei lì, contribuisci a cambiare la città, ma nell'opposizione puoi sparare. Poi insomma un po' Ah nel beh sì, nostro animo di cioè leghisti c'è quello di fare casino e contestare, tutte le cose che non vanno. Io stesso con gli uffici magari, quando al mattino prendo, vado in comune, vedo che c'è qualcosa che non va, scrivo a un dirigente, scrivo a quell'altro, scrivo qui. Insomma, vorrei sempre che Gallavate fosse perfetta, poi non sempre è possibile, però insomma io penso che in questi, 10 anni abbiamo migliorata. Però devo dire che, non possiamo lamentarci come Lega perché, insomma, ho modo da segretario provinciale, oltre che da sindaco, di vedere anche la qualità, degli amministratori che non sono del nostro partito, e mi sento di dire che, il livello medio di noi leghisti è decisamente più alto rispetto a tutti gli altri. Sarà un po' perché comunque, da Umberto Bossi in poi abbiamo imparato ad amministrare i comuni, abbiamo avuto tanti amministratori che hanno dato l'esempio e che ci hanno motivato, formato, consigliato, ma, è indubbio come vi sia un modo di approcciarsi anche alla cosa pubblica differente, sempre lavorare nell'interesse dell'amministrazione comunale, del comune, dei cittadini e non per interesse. Quindi, mi sento insomma di essere contento di essere in Lega, di contribuire anch'io quotidianamente insomma a tenere alta la bandiera degli amministratori leghisti. d'altronde Andrea si parte sempre dal basso e si sale sempre di più se tu hai le capacità, non puoi partire dall'alto e sapere tutto.
E Sì. la Lega, questo qua insegna. No, abbastanza meritocratici, Sì. abbastanza, dai, Insomma. Diciamo che di fuori classe ne esistono pochi. L'importante è la gavetta, imparare le cose dal basso, magari con qualche strigliata, perché comunque, come si può dire, rimproveri a volte fanno anche bene, però diciamo che non si è amministratori improvvisati, Sì, perché se no si fan danni. perché poi dico, non entro in casa degli altri perché lungi, questa qua è la casa della Lega, però insomma tante altre case le vedo messe un po' male, cioè tra virgolette, o meglio, magari la parte alta è informata e tutto, altri mi sembrano livello, però non entro. Dimmi Giorgio. Niente, no, volevo riagganciarmi a questo concetto proprio per dire che ovviamente dopo tanti anni quello che ci si percepisce è che fare l'amministratore della Lega vuol dire non soltanto amministrare, ma vuol dire, come diceva Andrea, portare avanti anche diciamo una battaglia politica per poter riuscire a risolvere, diciamo, dei problemi, ma anche per portare avanti le iniziative che fanno parte del nostro DNA. Ma non solo, adesso sostanzialmente noi abbiamo davanti un anno. Questo anno qui sarà un anno importante perché abbiamo di fronte le prossime elezioni amministrative. Noi l'ultima volta siamo riusciti a essere il primo partito della città come Lega, seguiti dalla lista Cassani Sindaco, quindi voglio dire con queste due liste sostanzialmente una bella fetta della maggioranza l'abbiamo portata a casa con valori condivisi. Poi è chiaro ci sono anche gli alleati con i quali siamo sempre riusciti ad andare d'accordo e per fortuna diciamo Fino a oggi, fino a facciamo oggi, battute. fino a oggi. E quindi diciamo c'è quello che ci aspetta, e questo anno è un anno complicato, difficile, che ci porterà appunto a queste elezioni. Ci sarà un lavoro durissimo da fare sul territorio, e qui torniamo alla questione gazebo non gazebo, ma soprattutto sui militanti, e cercare di far avvicinare anche dei giovani, delle persone nuove che hanno voglia di impegnarsi in politica, perché ultimamente c'è questa disaffezione verso la politica. Per carità, col referendum abbiamo visto che le persone quando vogliono sono in grado di andare a votare, e quindi bisogna cercare di recuperare quello spazio per cercare di portarle dalla nostra parte. Gli argomenti che abbiamo sono molto convincenti, se si ha il tempo di spiegarli bene nelle sedi opportune, diciamo che abbiamo del materiale abbastanza sicuro per poter convincere le persone. Dopodiché adesso vedremo quello che succederà appunto in questo frangente, e diciamo anche perché noi abbiamo questa tornata elettorale che si affianca a quella di Varese, a quella di Bustarsizio, ci sono le amministrative in generale e ci saranno le politiche, e qualcuno dice anche le regionali. Posso porti una domanda? Tempo, abbiamo ancora un po' di minuti. Andrea è giudicato un buon amministratore del comune. Andrea purtroppo il prossimo anno dovrà andare e non sarà lui il rappresentante del comune di Gallarate. Tu cosa ne pensi dei mandati che sono purtroppo quelli che stabilisce la legge? Visto che hai un amministratore valido, attenzione, come Andrea ce ne sono tanti altri della Lega che decadono e non possono più presentarsi. Perché Allora, secondo te? da un punto di vista di amicizia e soprattutto diciamo di conoscenza di Andrea, mi auguro che lui possa arrivare a livelli ancora più alti per portare avanti le iniziative della Lega, perché come è riuscito a farlo per Gallarate sicuramente saprà farlo ancora meglio nei livelli superiori. Detto questo, è chiaro che da segretario della sezione di Gallarate, se ci fosse il terzo mandato, come qualcuno racconta, allora è chiaro che la scelta naturale sarebbe lui, al netto poi delle eventuali promozioni di altra natura. Certamente, è ovvio che se fosse lui, è ovvio che i problemi li conosce tutti perché li ha toccati. E attenzione, non stiamo parlando Lega, stiamo parlando del sindaco di tutti, perché quando lui è nominato sindaco è sindaco dal più piccolo al più grande e via dicendo. E visto che sta amministrando in maniera positiva questa città, è ovvio che se prendiamo qua altri diranno che ho sbagliato tutto. Però io credo che quello che ha detto un attimo prima, cioè quando è iniziato dal PNR abbiamo
preso determinati soldi, che sono soldi di tutti, perché poi li dovremo restituire, e un sindaco che va sul posto e dice: "Ah, guarda, hanno messo 50 mattoni", sto dicendo cose assurde, "hanno la via sta iniziando, questo sta iniziando", sono tutte cose positive, che mi scoccia buttare via una persona validissima perché non si può fare questo terzo mandato. Ma da questo punto di vista, così in modo astratto è anche vero, però è anche vero una cosa, che se non si dà spazio alla novità, al fatto di creare dei posti nuovi, e parlo a tutti i livelli, dal Parlamento alla Regione al Comune, è chiaro che poi il vivaio non si crea, le persone non si avvicinano perché sanno che la strada è già chiusa. Invece così c'è la possibilità per tutti di crescere e di occupare posizioni di rilievo. Era una domanda un po' ironica e tu lo sai benissimo Mi ha dove stavo mi ha andando. convinto Giorgio. Ha convinto Giorgio. E per quanto riguarda la sicurezza lì a Gallarate? Vabbè, per quanto riguarda la sicurezza, ci sono alcune battaglie storiche della Lega, perché Giorgio comunque era stato assessore nel 2006 e già le aveva portate avanti, ha detto anche lui sui sinti. Noi abbiamo sgomberato nel 2018 90 e rotti sinti da un'area che era stata data dal sindaco di Forza Italia di allora, motivo per cui nel 2007 Giorgio da Lega sono usciti dall'amministrazione che era di centrodestra, e nel 2018 li abbiamo sgomberati, non senza problemi, nel senso che poi insomma quasi sono anche venuti fuori dal comune ad aggredirmi, ho avuto la scorta per 4 mesi, tutto è andato più o meno bene, se non che dopo 2 anni sono ritornati, non i 90 e passa che c'erano, ma una quindicina a occupare abusivamente quell'area, e insomma nonostante i tempi della nostra giustizia siamo riusciti poi nel giro di qualche mese a sgomberarli nuovamente, e quindi adesso occupazioni abusive dei sinti non ce ne sono più. Appena dopo essere diventato sindaco ho tolto le chiavi di un immobile comunale, di una proprietà comunale alla comunità islamica, perché l'amministrazione precedente, che era di centrosinistra, ha dato la disponibilità dell'area di via Pacinotti ai musulmani per andare a pregare, e ovviamente io l'ho tolta e non abbiamo fatto aree culto per i musulmani. Ciò detto, Gallarate è una città con un numero di stranieri molto alto, perché insomma secondo me tra, stranieri che sono presenti attualmente e, stranieri che hanno già conseguito la cittadinanza italiana siamo a oltre il 30%. Quindi dobbiamo, diciamo, avere a che fare con una realtà che è diversa rispetto a tanti altri comuni. È ben per quello che anche recentemente abbiamo impostato una serie di politiche, diciamo, sui servizi a domanda individuale, differente rispetto a quello fatto fino adesso, e abbiamo insomma aumentato le compartecipazioni anche delle fasce reddituali più basse, ma abbiamo comunque fatto la scelta di abbassare, penso l'unico comune d'Italia, l'addizionale IRPEF per tutti i cittadini. Quindi tutti i cittadini di Gallarate pagano meno, e chi insomma vuole usufruire di qualche servizio, siccome abbiamo notato che vi erano alcune tipologie di servizi, ad esempio il buono mensa a 1,20 € che alla fine poi, diciamo, andava sempre a tutte queste persone straniere che venivano da Gallarate, piuttosto che una serie di altre agevolazioni, le abbiamo tolte. Se qualcuno vuole venire a Gallarate pagherà un pochettino più di servizi, e i gallaratesi pagano meno tasse. Pensiamo che questo sia sicuramente qualcosa di utile anche in prospettiva futura, indipendentemente da chi sarà sindaco. Allora, Giorgio, io fra un po' vedrai un segno che mi farà la Natalia, stringi. 1 minuto m'ha già detto. Hai qualcos'altro di dire sulla tua sezione di Gallarate? La sezione di Gallarate è una sezione che ha sempre lavorato, lavora bene. Devo ringraziare i miei militanti, a partire da qualcuno storico come il famoso Cisari, che non c'è più, ma ci sono dei militanti attuali, Evelyn, ce ne sono tanti che lavorano e che fanno tanto, c'è Marco Gallo Stampino, abbiamo Rita che partecipa sempre a tutte le iniziative, ci sono quelli che sono considerati storici e che si danno veramente da fare, sono il nucleo fondante, diciamo, della sezione. Poi da lì si allarga ovviamente a tutti quelli che compartecipano fino ad arrivare agli amministratori, agli assessori, al sindaco. Però devo dire che c'è totale sintonia fra di noi e non ci sono problemi. Stefania, il tempo passa, Sì. è andato via veloce, sembra mezz'ora, invece è passata un'ora. Il tempo passa e niente, tra poco dobbiamo chiudere. Marco, chi sarà la prossima sezione? Settimana prossima, vediamo se ti trovo preparato o no. Andiamo in montagna, in Valle d'Aosta, con Andrea Manfrin.
Ecco. che è il capogruppo del Consiglio della Valle. Pertanto io invito tutti i radioascoltatori ad andare a visitare Gallarate. Troverete persone cordiali, persone che mi piacciono, una città bella e niente. Io ti dico una cosa, io andrò soprattutto verso novembre, perché a novembre uccidono il Purcell, quindi si mangia la cassola, cioè, detto in dialetto, e nient'altro, tutto qua. Io ringrazio Andrea Cassani, Giorgio Caielli, Stefania e tutti i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato, e vi ricordo sezioni che vogliono venire qua da noi, come sono venuti qua la sezione I Gallarate, possono contattare la direzione di Radio Libertà e le porte sono aperte. Qua in via Bellerio è aperto, e soprattutto la radio, questa piccola grande radio che lascia la parola a tutti senza censure, senza nulla. Ecco, io ringrazio Natalia, grazie Andrea, grazie Giorgio e grazie Marco. Grazie a tutti. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci. Avete ascoltato Lega e dintorni.